Turi e Andrea Lombardo. Bene, grazie sempre per le splendide presentazioni, veramente il nostro Ruggero Cipa. Grazie di cuore, grazie a tutto il pubblico di Telesiculissimi. Ma attenzione, grazie. Ritornano i consigli, perché devi sapere che dopo che noi l'abbiamo fatto vedere, tante persone hanno trovato l'anima gemella. L'anima gemella? Sì. Sì, portiamo bene allora. Sì, dimostriamo. Attenzione, perché questo è uno sketch che facevamo durante il Festival del Cabarettiamo prima edizione, ma sempre attuale, perché poi si va a parlare di quelli che possono essere i consigli, gli atteggiamenti giusti per poter approcciarsi con l'altro sesso, ed esistono dei locali appunto dove esistono questi campanellini che indicano quando il campanellino suona, vai a casa, non mi piaci. Ad esempio, salve. Ciao, come ti chiami? Io sono Carlo, ciao. Carlo, beviamo qualcosa? No, veramente io sono astemio, sai. Oh, scusami. Ciao astemio, beviamo qualcosa? No, io sono Carlo e sono astemio. Oh, scusami. Ciao Carlo astemio, beviamo qualcosa? No, vabbè, facciamo che non ho sete. Comunque devo dire che sei proprio una bella ragazza. Ah, grazie. Senti, facciamo subito, andiamo a casa tua? No, le mie cose. E per chi mi hai preso? Mica te le rubo. Ma anche in tempi di crisi, attenzione, i mestieri possono creare delle incongruenze, come ad esempio questa situazione qua. Ciao. Ciao. Scusa, hai finito adesso di mangiare? Sì, mangio sempre patatine. Io vado pazzo per la patatina. Ah, ok. Io sono Assunta. Assunta. Unta. Assunta, allora lavori, brava. No, veramente no. Veramente non lavoro. È che dovevo ascoltare i miei genitori. Assunta, studia. Se no col cavolo che lavori. E infatti sono disoccupata. Ho capito. Sai, io invece lavoro. Ah, che fortuna. Che lavoro fai? Faccio l'attore. Ah, che bello. L'attore di film porno, sì. Infatti mio padre mi diceva sempre studia, se no col cazzo che lavori. E quindi sono veramente tante le incomprensioni che possono lasciare approccio, specie quando c'è un problema di fondo, la lingua, che può essere anche diversa da regione a regione o da nazione a nazione. Senti, mare, caso di un locale, che non si mondo di femmine. Io faccio che non una bella sicilianaccia, una bella cauna cinese. Capelli rossi come l'arancia secole notte. Ciao, ti saluto, un bacio, ciao, bella siciliana. Ciao. Ciao. Ti faceste male, Hi. Tu sei il giorno troppo, ti faceste male. All right. Che mi fai? Che ne saccio che mi fai? How do you live? No, Olivia non l'ho portata, veramente. No, ma come parla qui? Come parla? Che sei? È straniera. Da dove vieni? Ok. And California. And the food. Sì, l'aereo. Sta precipitando, non sta capendo niente. Ma che stai dicendo? Lo stesso, non devo occupare, lo stesso. Da dove vieni nel mondo? Da dove vieni? Connecticut. No, Connecticut. Non lo so dov'è, Connecticut. Io pure vengo da una grandissima città, Cadarrena. Cartaneset Cat. Cat, the musical Cat. Hollywood. Ma che è pugliese? Ma che cazzo stai dicendo? Fuck you! Avevo detto io, facchio la trovo siciliana. E concludiamo quando diciamo quella situazione un po' più pericolosa, più calda, perché a volte si parla anche subito alle prime battute di sesso. Ciao. Ciao. Sì, ciao. Ciao. Io sono Franca. Plattigra di bella Franca. E sono calda. Sei calda? Calda. Ma calda! La solita ragazza stufa. Buonasera! Salve, ciao, io sono Ruggero. Ruggero come? Ruggero Sardo. Ah, Ruggero, bene. Io sono Mariangela. Ciao, Mariangela. Mariangela Turi. Io faccio il presentatore.
Il presentatore? Ma allora presenterai tante cose? Ma dimmi un po', ma il tuo presentatore non è che conosci qualche conduttore? È anche conduttore, sì. Ah, presentatore e conduttore. Certo, presentatore e conduttore. Ecco, allora sarai un conduttore elettrico, perché ti spiego, ho avuto... Ma quale elettrico? Io sono un conduttore televisivo. Televisivo, ma non ci posso credere, ascoltami, mi devi aiutare. Io ogni mercoledì, ogni sera alle ore 22 voglio vedere Video Regione che c'è dei piccolissimi. Ma mica sono un tecnico. Ma aspetta, fammi parlare. Allora ascoltami, mi devi aggiustare, ho un problema con la televisione e sarà un problema di ciabatta, guarda. Ma che ciabatta? Vediamo la ciabatta, che ciabatta? Tu sei rotto. Mariangela Turi! Mariangela e Andrea, bravi più che mai, ci vengono a trovare sempre più spesso e senza dimenticare cabarettiamo, Esatto, che tra l'altro cabarettiamo, già si sta mettendo in moto perché poi a dicembre, ricordiamo, 2016 inizierà la terza edizione a Piazza Armerina. Come sempre noi saremo un partner per voi, per il bravo Andrea e per la bella e brava Mariangela. Grazie davvero, corrono agli opinionisti! E allora, cari ragazzi, sta per terminare anche questa fase di trasmissione.